possiamo finalmente ampliare il Museo del Vetro e approfondire il Novecento, ma soprattutto la produzione contemporanea. Lì è nostra intenzione presentare le opere dei maestri vetrai, delle fabbriche, degli artigiani, artisti che lavorano qui a Murano e dimostrare al mondo che Murano è viva e produce. L'assessore comunale Zaccariotto ha effettuato una visita agli spazi ex conterie, che saranno oggetto di un intervento con la trasformazione degli immobili in spazi espositivi collegati proprio al Museo del Vetro. Oltre ad ampliare quella che è l'offerta museale, ci permette anche di, non dico completare, ma continuare un intervento che ha già diversi anni di impegno da parte dell'amministrazione comunale, oltre che da parte della Fondazione Musei, e che ci porta a riqualificare un'area che è l'area delle conterie e che vede insieme tutta una serie di elementi, che sono gli elementi legati al vetro come attività, penso alla parte artigianale, che sono gli elementi abitativi, quindi con le conterie, che sono quelle attività anche commerciali. I lavori dovrebbero terminare entro la fine del 2024 per poi proseguire con altri interventi. L'ampliamento ci permetterà, oltre di estendere quella che è la parte espositiva del museo, anche di creare degli spazi dedicati all'isola, quindi con delle sale che potrebbero essere utilizzate direttamente dai residenti di Murano, che potranno essere usate per attività legate al vetro, come anche altre attività con uno scopo aggregativo che aiuta l'isola a poter vivere in qualunque momento dell'anno.